in collaborazione con Cari amici, care amiche, ed anche quest'anno siamo arrivati a Natale e Casa Zanotto vi presenta in grande stile il pranzo di Natale, un pranzo particolare preparato da ben 3 cuochi di altissimo livello. Abbiamo Armando Zanotto. Ciao Armando. Ciao Bruno. Salutiamo i nostri cari amici che ci seguono tutto l'anno. Bene. Prego. Cosa dire? Cosa dire? È Natale, cosa dire? È Natale, miei cari amici, quindi dobbiamo essere buoni, perché dobbiamo perdonare tutte le persone cattive che ci hanno circondato per tutto l'anno. Quindi dimentichiamole e creiamo questa atmosfera natalizia che deve essere quel calore, quell'eleganza, quell'eccellenza che porta gioia. Prima che il mio amico Armando si commuova, perché è anche poesia, perché l'arte della cucina è poesia e naturalmente lui è poesia, ha ben scritto 14 libri, vero Armando? Caro Bruno, ricordati questa cosa, che la cucina è arte, è musica, è un è amore. Amore. È e poi, senso. E poi cosa manca ancora? Sensuale anche. Molto sensuale. È quella, non ti dico, è quella che ovviamente ti dà quell'atmosfera al mattino di coccolare quella persona che tu ami e trasmettere l'amore in prima mattina, che questa è la gioia che la moglie ti riversa verso te e tu vai a lavorare in un carisma amoroso. È arrivato il momento naturalmente di nominare anche gli altri 2 cuochi. Uno è Massimo De Zanet, che è il titolare della trattoria Costabella di Collalbrigo, e poi abbiamo Antonio Saulle, che è lo chef dell'antica osteria alla Sorte dal 1930, che hanno fatto un grossissimo lavoro. Sono veramente 2 giorni di lavoro intenso per preparare il piatto di Natale particolare che tu adesso molto velocemente vai a presentare. Ma direi che abbiamo 2 alternative. Una del menù tradizionale. Se volete stare sulla tradizione, allora c'è il menù tradizionale che potete scegliere e sbizzarrirvi delle cose che non vanno mai giù di moda. E poi c'è invece quello nuovo, molto accattivante, molto aggressivo perché tu sai che il radicchio è afrosidiaco. Tu non sapevi questa cosa qua? No. Tu ne hai molto bisogno di questo. Certo. Ecco, io no. Mi fai paura? Allora, non tocchiamo i tasti d'amore. L'amore, ricordati sempre, nasce dal cuore. Certo. Se tu hai il cuore, tu trasmetti amore a tutti chi vuoi bene. E non solo questo, ricordati, trasmetti amore e trasmetti dal tuo cuore un sorriso che dona a tutti chi non lo ha. E adesso trasmettiamo quello che è il senso del palato che ti dà il cibo che tu hai preparato con questi 2 grandi cuochi. Se tocchiamo il palato, caro Bruno. Sono sempre io. Sì, lo so che sei sempre tu, caro Bruno. Nel palato c'è tutta la sensibilità della gioia, del godere, dell'emozione, dell'eccellenza dei piatti che tu dolcemente li assaggi e trasmettono queste emozioni dentro di te. Allora Armando, qui abbiamo una piccola rappresentazione del menù di Natale straordinario che voi 3 avete preparato, però quello che mi preme è dire che tutto questo
lo dobbiamo grazie ai nostri amici sostenitori. L'azienda I Bibanesi di Armando e fratelli Darè. Poi abbiamo le Manzane, che con i loro vini, naturalmente, devo dire una cosa molto importante delle Manzane, perché loro hanno un'iniziativa, portano avanti da qualche anno un'iniziativa molto importante che quest'anno è avvenuta la seconda domenica di settembre, la famosa vendemmia solidale. Vengono preparate 9.000 bottiglie di DOCG Conegliano Valdobbiadene e il ricavato va a favore dell'associazione C'è da fare di presidente Paolo Chessisoglu e va a favore a sostegno del disagio giovanile, biologico giovanile. Questa è una cosa molto importante. Poi abbiamo gli amici, anche qui molto importante questo sostegno dei supermercati Winner, supermercati che presentano dei prodotti di altissima qualità con un prezzo sostenibile da tutte le famiglie, e questa è una cosa importante. Grazie a tutti loro, grazie naturalmente a chi ha contribuito a realizzare questo menù di Natale particolare. E allora terminiamo con un di cuore buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti e ciao Conegliano! In collaborazione con